chi ha ordinato deve pagare le multe, perché non si possono cancellare in quanto ci sarebbe danno erariale. Assolve i vigili, ma anche i cittadini ciclisti multati perché sorpresi a pedalare lungo il marciapiede. Per Gentilini ci voleva il guanto di velluto e non una sorta di rappresaglia. Ma è lui, l'ex sindaco, ad essere tirato in ballo in queste ore per la pista realizzata sotto la sua amministrazione e che non piace ai trevigiani. Presi di mira nei giorni scorsi da decine di multe che l'amministrazione ha promesso di cancellare, salvo poi svelare che è impossibile. Ho la bambina e io vicino al ciglio della strada non corro, mi spiace, mi diano pure la multa. Tanta gente lì non ci va perché è pericolosa. Io sono stato costretto a fare quella pista ciclopedonale. Avevo chiesto all'architetto Monti che mi facesse che quei denari fossero dirottati sul viale dei passeggi. Mi ha detto: signor sindaco, non potrai mai dare questo permesso perché quello è un paesaggio napoleonico. Così, contro la volontà dello sceriffo, dunque, che avrebbe preferito quella pista corresse all'interno dei vialetti. Ma Nildo pensi ad altro, è il messaggio di Genti, che sostiene come il comandante della polizia gli abbia svelato che l'opera di sensibilizzazione, poi rivelatasi un diluvio di sanzioni, non è stato un suo ordine. Se fossi stato sindaco io, queste cose non sarebbero successe. Ma cittadini, è anche colpa vostra che avete eletto questi ectoplasmi bolscevichi.